Osservano l'arma, una carabina d'aria compressa, si posizionano su una panchina ed esplodono alcuni colpi. Piazza Italia, tardo pomeriggio di sabato a Villafranca Padovana. Il gran caldo tiene lontani molti cittadini, ma mentre un gruppetto di giovani si diverte così, qualcuno è passato approfittando dell'orario quasi serale, facendo jogging o semplicemente lasciando l'auto nel parcheggio per entrare nel vicino cimitero. Comportamenti potenzialmente pericolosi che sono stati segnalati al sindaco Luciano Salvò, che commenta così. Una bravata fatta da ragazzi muniti di una grande dose di stupidità e soprattutto da ragazzi che devono far passare il tempo, soprattutto in questo periodo. Ecco, non si sono resi conto probabilmente, avendo difficoltà di distinguere tra il bene e il male, che una piazza pubblica non può essere utilizzata per fare cose di questo genere. Quanto accaduto sabato è stato segnalato ai carabinieri dal sindaco, che ha pensato di avvisare la popolazione. La piazza è molto vissuta, lì ci sono gruppi di ragazzi in tutte le ore, insomma, soprattutto serali, poi ci sono anche tante mamme con tanti bambini, insomma, che frequentano soprattutto la parte del parco, ecco. Per cui sicuramente un posto che non può essere adatto a fare bravate di questo genere. Ecco, lei ha ricevuto notizia e ha presentato denunce ai carabinieri. Io ho dato comunicazioni ai carabinieri e soprattutto in qualche maniera adesso ho anche informato la popolazione, intanto per cercare anche di stimolarla a prestare attenzione al luogo pubblico come quello della piazza e poi soprattutto anche se sono in possesso di informazioni, insomma, di trasmetterle ai carabinieri per poter individuare gli autori. A disposizione dei carabinieri anche le immagini delle telecamere. La piazza infatti è videosorvegliata.